Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre quando si parla di chiesa ci sa sempre diciamo un po' di persone che mi attaccano sempre, quindi molte persone sono convintissimi che questa chiesa sia la vera chiesa di Dio, ma beati loro che lo credono. In effetti ho fatto una piccola ricerca, ragazzi, quindi giusto per sapere un po' della piccola verità che della ricchezza, diciamo, del Vaticano, della Chiesa Cattolica. Quindi questa è una piccolissima ricerca di quello che si sa, ragazzi, figuriamoci di quello che non si sa. Quindi posso assicurarvi che 2000 miliardi di dollari è il valore solo del patrimonio immobiliare della Chiesa cattolica in tutto il mondo. Poi ci sono, sapete bene, l'oro mondiale. Si parla addirittura di 60.000 tonnellate in depositi situati in varie parti del mondo. Quindi poi c'è lo IOR, la famosa banca vaticana, che questa qui fa davvero paura a tutte le banche, diciamo, controlla tutte le attività economiche più svariate, industriali, agricole, comanda un po' tutto. Poi ci sta l'APSA, ciao avvocatella, che comanda la curia romana, quindi ha una disponibilità liquida di circa 1 miliardo di euro. Oltre, no, stiamo parlando dei beni della Chiesa, quindi una cosa molto bella. Diciamo che la Curia Romana ha disponibile al momento 1 miliardo di euro, oltre ad azioni, oro e obbligazioni varie. Poi incalcolabile è il valore delle opere d'arte custodite nelle chiese, cappelle, conventi e monasteri, quindi qui non ci sta il valore perché è infinito. Poi ci sono un sacco di ordini religiose, confraternite, congregazioni, fondazioni, ente e possiedono imperi economici sparsi in tutto il mondo, il cui nessuno è in grado di valutare, diciamo, il valore, nessuno ne è in grado. Poi ci sta il patrimonio di propaganda fide, il Ministero delle Missioni, stimato in liquidità, ragazzi, 10 miliardi di euro. Poi non finisce qua, questo è solamente quello che sappiamo noi. Il patrimonio immobiliare della Chiesa Cattolica è costituito da fabbricati, appartamenti, terreni, scuole private, università a pagamento, alberghi, case di accoglienza per pellegrini a pagamento, musei con ingresso a pagamento, negozi, supermercati, centri commerciali, case di riposo, ospedali, eccetera, eccetera, eccetera. Questo solo in Italia, ragazzi, il 37% del patrimonio immobiliare è di proprietà della Chiesa Cattolica. Quindi calcolate in Italia il 37% di tutte le strutture, edifici, scuole, università è del Vaticano, ragazzi, quindi della proprietà della Chiesa Cattolica. Quindi a questo patrimonio poi vanno aggiunti ovviamente, ragazzi, chiese, cattedrali, conventi, monasteri, missioni, seminario, che però non danno reddito. Poi non dimentichiamoci, ragazzi, le offerte. Vogliamo dimenticarci le offerte poi, ragazzi? Calcolate tutti, diciamo, il patrimonio che entra con quando vi andate a sposare, quando fate la comunione, quando fate, diciamo, lasciate la mancia, quando... questo ancora non è calcolato, quindi il patrimonio della Chiesa, ragazzi, è incalcolabile, quindi non ci sta nessun modo per cui riuscire a valutare più o meno il valore. Sta scritto il valore, nessuno immenso, nessuno è in grado di valutare, cioè c'è proprio questa parola, nessuno è in grado di valutarlo. E qua si parla solo dell'Italia, ragazzi, figuriamoci in giro per il mondo. Cioè qua abbiamo detto quello che si sa in Italia. Quindi figuriamoci quello che c'è nascosto. Quindi, come ho detto io, ragazzi, come se anzi, come ecco, ci sono le donazioni, le offerte.
elemosine che i fedeli danno in tutto il mondo nelle chiese e nelle ultime le offerte richieste per le messe di suffragio, cerimonie funebri, cerimonie nunziali, i cui proventi sono incalcolabili. Quindi, ragazzi, se venite a dirmi che questa è la Chiesa di Dio, io vi devo rispondere per forza quando io mi faccio brutto. Poi trovo il solito religioso bigotto che si attacca semmai a qualcuno di noi e dico no, aspetta un attimo, devi farmi parlare prima a me e poi parli tu. Poi ci sta il famoso 8 per 1000. Poi, eccolo qua, la Chiesa Cattolica incassa circa 1 miliardo e 200 milioni di euro all'8 per 1000 dell'IRPEF. Senti qua, poi ci sono le migliaia di istituzioni disseminate in tutto il mondo che affittano camere per il cosiddetto turismo religioso nei famosi luoghi di pellegrinaggio. Queste case di accoglienza, che si pagano ragazzi, non è che non si pagano, fatturano 4 miliardi di euro l'anno. Cioè queste sono strutture che hanno fatto loro che tu paghi. Che vuoi andare a Fatima? Ci sta la struttura del Vaticano a pagamento. Che vuoi andare a Lourdes? Ci sta la struttura e paghi. Quindi poi ci sta lo IOR, che è la Banca Vaticana, che gestisce un patrimonio di circa 6 miliardi di euro. Implicato, sentite ragazzi, in decine di casi di riciclaggio di denaro sporco, scandali finanziari, episodi oscuri e addirittura perfino omicidi. Questo non lo dico io. Poi ricordiamo ragazzi lo scandalo del Banco Ambrosiano, al quale sono collegate le misteriose morte del finanziere Roberto Calvi e della sua segretaria, la scoperta dei fondi neri amministrati dall'arcivescovo Marcinkus, i rapporti con il finanziere Sindona, tutti scandali della Chiesa ragazzi. Anch'egli strettamente legati agli ambienti della mafia siciliana, anch'egli morto misteriosamente, insieme al finanziere Giorgio Ambrosoli. Lo scandalo Enimont all'epoca di Tangentopoli. Sì, ma no, questo è per dire tutto quello che ci sta, quindi non ci sta, è troppo quello che hanno loro, ragazzi, quindi poi chiudiamo il passo del Vangelo perché Gesù, come vi ricordate, ragazzi, come sempre, sì, entrò nel vecchio tempio e disse, scacciò tutti quelli, vi ricordate? Gesù scacciò fuori, come fece pure Padre Pio, cacciò fuori tutti quelli che vendevano, diciamo, la roba. Quindi diciamo che alla fine la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi fate una spellonga di ladri. Quindi più chiaro di questo, ragazzi. Va bene, vi lascio ragazzi e ci sentiamo dopo. Ciao a tutti.